Salve a tutti, bentrovati. In questo nuovo video vorrei mettere un attimo in evidenza quelli che sono secondo me degli aspetti molto interessanti della lingua sarda, nella fattispecie del dialetto campidanese, nella variante di Oristano, eh, sul, ehm, della quale vi ho già parlato in un altro video. Oggi cercherò di rispondere a una domanda che spesso anche alcuni miei amici o conoscenti mi hanno posto: perché noi sardi, nella fattispecie noi sardi campidanesi, abbiamo abbiamo tanta facilità nel capire lo spagnolo. Ebbene, da qui nasce l'idea di questo breve video con un'introduzione chiaramente piccola introduzione storica per capire appunto perché eh, esista una correlazione tra il campidanese, tra il sardo e lo spagnolo e il catalano, proprio perché la Sardegna, prima di essere italiana, prima che la lingua italiana diventasse la lingua ufficiale della Sardegna, quindi prima che la Sardegna nel 1720 passasse tramite un trattato sottoscritto all'Aia al re di Savoia, chiaramente precedentemente ci fu un lungo passato spagnolo in Sardegna. Qua avete due piccoli riquadri, ecco, il primo vuole chiaramente ritrarre il matrimonio di cui, di cui do un breve cenno, e il secondo è chiaramente magari un aspetto che non tutti conoscono, anche magari molti sardi non conoscono. Questo è lo stemma dell'Università di Cagliari. Vedete qua sulla sinistra al centro la Madonna, quindi perché appunto Papa Paolo V emanò la bolla di istituzione all'epoca, ecco perché insomma è un simbolo religioso, insomma ce ne sono diversi nello stemma. Qua a sinistra i quattro mori, la bandiera della Sardegna, e qua sulla destra la corona spagnola. Vedete che legame profondo quindi con la Sardegna. Perché? Perché Filippo III di Spagna nel 1620, dopo che Papa Paolo V emanò in Sardegna la bolla di istituzione appunto relativa all'Università degli Studi di Cagliari, il re di Spagna volle appunto dare vita a questo progetto su un modello, secondo un modello prettamente iberico, basato appunto con quattro principali insegnamenti: la filosofia, legge, la medicina e la teologia, con degli studi propedeutici di arte. E da qui nasce, parte il lungo cammino dell'Università di Cagliari e poi di Sassari, sotto appunto il regno spagnolo. Ecco, quindi a voler dimostrare appunto questo grande legame con la penisola iberica. Io non voglio parlarvi solo esclusivamente di storia, questo era un breve cenno doveroso per far capire, ecco perché noi in Sardegna abbiamo questo passato spagnoleggiante, anche se vogliamo, ma vorrei farvi sentire come suona, quali sono le tracce spagnole, catalane che nel sardo campidanese ancora oggi permangono, rimangono. Ecco perché noi sardi campidanesi abbiamo molta facilità nel capire lo spagnolo. Il catalano forse un po' meno, ma abbiamo molti aspetti catalani anche. Sono difficili da capire perché quando non si conosce il catalano poi giustamente è difficile poi trovarli. Iniziamo con un brevissimo, cioè andiamo a sentire questo brevissimo testo che vi propongo, appunto in sardo campidanese, la variante di Oristano, e vi farò appunto, mi soffermerò poi su quelli che sono i tratti spagnoleggianti della lingua. Balloi, cando besis de domo, serra saventana povregeri, caesti vendi friumeda forasa. Balloi, Salvatore, quando esci di casa, serra saventana, no? Sierra la ventana. Ora vedete come questo serra saventana sia sicuramente in italiano chiudi la finestra, ecco, lo spagnolo corretto, io chiedo chiaramente venia per la mia pronuncia spagnola, che è ovviamente inesistente, orrenda, vabbè, faccio quel che posso. Serrar la ventana, serrai sa ventana, diciamo noi in sardo, è chiaramente, beh, diciamo, insomma, lascia veramente pochi dubbi sulla provenienza, no?
Serra Saventana, povregeri per piaceri, caesti vendi friumeda, no? La S finale spesso noi non la pronunciamo, quindi frio. Non scarescia sta isolierasa mensa mesa, non scarescia sta non dimenticare, isolieras, gli occhiali, parola invece assolutamente catalana, les ulieres, penso, spero si pronunci più o meno così, non spagnola questa volta, ma qua abbiamo un elemento catalano. Ormai la lingua sta andando verso l'italiano per quanto riguarda gli occhiali, isocchiali, ho sentito spesso in Sardegna. Purtroppo non tutti conoscono il sostantivo catalano perché chiaramente l'italiano adesso sta modificando, sta prendendo comunque piede, sta imponendo anche in Sardegna e quindi il sardo ovviamente ingloba anche l'italiano ovviamente, no? Isoliera mensa mesa, e questo mensa mesa invece è chiaramente di chiara matrice spagnola, la mesa per noi sa mesa, Agoa, depesi torrai a furriai, altrimenti dopo devi tornare a prenderli, no? Quindi vedete, uno scalece isolierasa mensa mesa, isolierasa mensa mesa. In questa frase il campidanese raccoglie il sostantivo catalano e spagnolo. Vedete quanto tratto iberico ci sia poi in questa piccola frase campidanese. Hoy non tengo gana de traballai. Oggi non ho voglia, non tengo gana, non tengo gana de traballai, traballo, trabajo, no? Anche qua un'altra volta, abbastanza chiara anche qua la matrice spagnola, no? Ad esempio, non tengo gana de hacer nada, non tengo gana de vai nuda in sardo. Ghana, insomma, ecco perché ecco, da noi è anche molto diffusa questa parola. Ariseu fiaos assinterru de suo viddu de Marisa. Ariseu, ieri siamo stati assinterru al funerale, al seppellimento, e l'entierro in spagnolo, quindi la messa sotto la terra, fondamentalmente il seppellimento, tradurremmo in italiano, de suo viddu de Marisa, meschina a 40 anni giai viuda. Quest'altra parola, la viuda, non già è viuda, spagnolo ovviamente, anche noi in campidanese diciamo sa viuda, no? Così come sa mesa, l'articolo è sempre sa, è femminile, e viuda, no? Quindi un altro sostantivo spagnolo. I spippi usano che andai a scuola e moi, i bambini non vogliono andare a scuola ora. Ho scelto scientemente di usare questo verbo, i spippi usano cherinti, cioè in campidanese ci sono due varianti, due verbi diversi, uno è il latino, quindi i spippi usano bolint, i bambini non vogliono, a Oristano si usa il verbo latino, ma 5 km più là a Cabras, un paese che magari alcuni di voi conosceranno, chi è stato appunto nel Golfo di Oristano, ci sono varie spiagge a Cabras bellissime. E loro usano invece il verbo chieri, chiero, il verbo proprio spagnolo, non usano il verbo latino come noi, no? No quiero, a Cabra diciamo no quiero andai, no quiero traballai, non voglio lavorare, direbbero a Cabras. Noi cristiani diciamo no bollu, no ollu traballai, usiamo invece il verbo di matrice latina, quindi già 5 km di distanza possono avere degli effetti significativi poi sulla lingua. Molto spesso è il problema appunto per noi sardi quando dobbiamo poi capirci, perché 5-10 km possono determinare differenze molto significative poi nella lingua. Concludiamo il testo, anda bene, te quando si vede crasi, adiosu, adioso adesso non c'è scritto ma lo diciamo abbastanza spesso, adiosu, adios in spagnolo, anda bene, va bene, io vado, si vede crasi, beh questo crasi non ha più niente a che fare con lo spagnolo, è l'avverbio latino cras, quindi domani, che noi ancora utilizziamo, e spero
Ovviamente, questo è un piccolo pretesto per far capire cosa sia il sardo, per far conoscere una lingua così poco conosciuta, perché è sicuramente difficile per un italiano da capire, ma è un pretesto per, cercare di capire quale sia il patrimonio linguistico della nostra isola, del nostro territorio, un patrimonio immenso, che si mischia dal fenicio punico, col fenicio punico, il latino, lo spagnolo, il catalano, l'italiano, è veramente un patrimonio immenso, poco conosciuto e quindi niente, questi testi o questi video non hanno nessun pretesto se non quello appunto di condividere la conoscenza della divulgazione della lingua sarda, alla quale si dà sul territorio nazionale sicuramente molto poco spazio. E il che lo trovo un peccato. Cioè, ci ho detto, vi ringrazio.